Noi abbiamo deciso, proprio per avere la serenità anche in un futuro di sapere che la decisione che verrà presa è giusta, di rivolgerci eventualmente anche alla Corte di Giustizia. Le 800 famiglie in Europa i cui figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne stanno assumendo Translarna sono pronte ad arrivare alla Corte di Giustizia europea per chiedere che venga messa la parola fine alla vicenda del farmaco che rallenta il progredire della malattia. Per questi genitori quella battaglia che sembrava conclusa qualche mese fa si è di fatto riaperta nelle ultime settimane. Il medicinale, somministrato con approvazione condizionata in attesa di ulteriori dati per la conferma definitiva, aveva ricevuto da parte del CHMP, organo di EMA, 2 stop che avevano portato le famiglie a rivolgersi alla Commissione europea, che con una decisione storica aveva invitato l'Agenzia europea del farmaco a rivedere le proprie conclusioni, prendendo in considerazione i dati di vita reale. Da cui si evince proprio che questi ragazzi, da un punto di vista clinico, riescono a mantenere la deambulazione per circa 3 anni e mezzo in più. Ma secondo EMA i risultati presi in considerazione non sono sufficienti per mantenere sul mercato Translarna. Qui si stiano facendo delle valutazioni dopo 12 o 18 mesi, che comunque, attenzione, anche dopo 12 e 18 mesi c'è una differenza che però secondo EMA non è statisticamente così significativa. Che di fatto comunque tutto quello che è stato riportato e chiesto, compreso la Commissione europea, non è sufficiente, cioè comunque il farmaco non ci verrà lasciato. Per le famiglie l'ennesima batosta è l'inizio di una nuova battaglia. Ora l'azienda farmaceutica chiederà ad EMA un riesame, probabilmente si tornerà nuovamente alla Commissione europea. Tutto questo con le famiglie che non sanno cosa ne sarà del farmaco dall'anno prossimo. Genitori che chiedono solo tempo, il tempo necessario in attesa di nuove terapie, ma che possa anche permettere ai propri figli di accedere a sperimentazioni o trial i cui criteri sono molto rigidi. Vengono scelti pazienti tutti con diciamo delle determinate caratteristiche. È ovvio che più il paziente è peggiorato, quindi già il fatto di non deambulare in automatico ti esclude già da numerosi trial. Intanto Elena guarda il suo Leonardo, 6 anni, che anche grazie al farmaco ha raggiunto un obiettivo insperato al momento della diagnosi: riuscire ad andare in bicicletta senza rotelle. È tornato a casa così e non ci potevo credere.